Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con un altro episodio di Puzzle Rush. Ora, la volta scorsa era la prima volta che mi cimentavo con questa modalità per allenare la tattica. Abbiamo appreso alcune nozioni, per esempio, che cos'è che sappiamo di nuovo? Sappiamo che va bene anche fare patta in alcune posizioni. Tra l'altro la volta scorsa avevo perso 30 secondi perché cercavo la vittoria in una posizione dove bisognava cercare il perpetuo. Abbiamo capito che gli esercizi sbagliati non contano, ovvero non è che si perdono punti, bisogna, anche se si sbaglia, forse se uno non trova la soluzione, meglio sbagliare l'esercizio e farne subito un altro che, che pensare tanto e perdere tempo appunto su tale esercizio. Un'altra cosa molto importante è che a volte bisogna capire, soprattutto quando ci sono pochi pedoni, dove va il bianco e dove va il nero. Bisogna guardare velocemente le coordinate e cercare di non perdere nemmeno un secondo. Quindi proviamo di nuovo a cimentarci con questa modalità. Ora cercherò di essere il più veloce possibile. Abbiamo 5 minuti, andiamo. E facciamo clic su 5 minuti. Gioca, vediamo. La volta scorsa non ero riuscito a farne 30, vediamo se stavolta ce la faccio. Vediamo, gioca, 3. Ok. Matto, matto. Era giusto. Ok, ok. Matto. Catturiamo il cavallo, catturiamo la donna. Ok. Ok, 8. Catturiamo la donna. Matto. Ok. Per C8. Per di 8. Ok, donna per G8. Allora F2. Ok, più veloce possibile. Cavallo F6. E ops, matto. Ho perso un secondo con il mouse. G5, torre per D5, 4 scoperta, prendiamo il cavallo. Ok, donna F2, donna F1, stesso tema di matto. Ok, andiamo veloci, cavallo per C3. Ok, torniamo in E4. Ok, alfiere per F3, giochiamo alfiere G2, guadagniamo il cavallo. Siamo 17. Ok, qua se gioco donna E5 il finale di pedone dovrebbe essere vinto. Ok, alfiere per E5, donna H3, donna F3, H2 e poi prendiamo la torre e vinciamo. Ok, ora qua cavallo per C3 dovrebbe vincere, perché ora minacciamo matto in D1, quindi non può prendere in E6 intermedia. Ora giochiamo torre per H3, cavallo E2 matto, 21, donna per D5. Ora a questo punto giochiamo prese, prendiamo l'alfiere in presa, semplice di quanto pensassi, donna qua e matto. Ok, qua ci ha lasciato la donna in presa. Ora giochiamo di 2, poi torre F1 e poi andiamo a donna. Ok, giocato male, ancora non mi fa la promozione automatica. Ora giochiamo scacco, era sbagliato, pazienza. E ora se giochiamo questa come fa a salvarsi? C4 è matto imparabile, ne ho sbagliato uno purtroppo prima, che ora non vedo neanche dove stanno tutti i pezzi. Uff. Qua, e perché non posso prendere la torre? Appunto, questo era troppo facile, ok? Pezzo in più, ok, qua giochiamo torre a 6, torre a 1, matto, 27, ok, ora qua come faccio a dare matto? Alfiere G5, matto, 28, ok, a questo punto torre G6, presa, scacco, ok, cavallo per C6, ora lui minaccia torre per G6 se non sbaglio, no, minaccia, allora su torre per G6, quindi devo prendere di donna in modo da annullare torre per G6, qua abbiamo vinto, ok, qua adesso giochiamo, ok, cavallo F4, donna E1 e donna E5 matto, e 31, ok, qua come diamo matto, giochiamo matto così sulle due diagonali. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ok, non perdiamo tempo, qua cosa gioco? B4, alfiere qua, catturo,
e qua B3 e vinciamo, B2 e si vince, donna 3, donna per B6, presa, oh, attacco doppio, non perdiamo secondi, ok, 34, che qua perché non posso prendere in E5? Che trucco c'è? Queste perché non posso tornare indietro? No, ho sbagliato. Uff, qua andiamo matto. Ah no, non è matto. Ora cosa facciamo a questo punto? Manca poco tempo e prendiamo qui. Combinazione, alla fine guadagniamo la donna. Ok, a questo punto giochiamo un minuto 35 siamo. Adesso giochiamo donna B4 o alfiere per B2 meglio. Alfiere per B2, donna B4, donna per E1. 36, forse riusciamo a farne 40. Allora, qua, come facciamo qua a questo punto? Tutti i pezzi all'attacco. Ora giochiamo torre per E5. Torre per E5, muovimi mouse. Ok, donna per E5. Ok, C4, ora che cosa facciamo? Possiamo giocare torre per F2, ok, manca poco tempo. Come facciamo qua? Forse donna a 7 potrebbe vincere, o donna a 2, vediamo. Sì, era corretto. Donna F4, che ora manca davvero poco tempo. Cosa faccio a questo punto? Se giocassi G5 la donna non riesce a mantenere la difesa della torre e qua dovremmo vincere. E qua ci minaccia matto, quindi torre a 8 intermedi e vinciamo. 5 secondi, 35. Qua non so se... è finito il tempo. 39. Va bene, penso che rispetto alla volta scorsa ne ho fatti 10 in più e è andata un po' meglio. Quindi sì, adesso 39 è abbastanza buono, la volta scorsa 29. Come dicevo, cerchiamo di superare noi stessi, no? Bisogna cercare di fare record sempre più alti. Magari per ora sono riuscito a superare l'obiettivo di 30, proviamo a superare l'obiettivo di 40 la volta prossima. E qua i problemi erano più difficili, partono da livello basso, arrivano a un livello più alto. Ora, visto che eravamo fermi con questo esercizio, proviamo a vedere quale poteva essere la soluzione. Questo esercizio ha dato scacco. Regi 8 qua. Ah già, qua semplicemente avrei dovuto catturare e se cosa può fare? Se cattura... Ah, non mi muove. Ma no, forse non avrei dovuto catturare. Vediamo un attimo cosa avrei potuto fare. Beh, allora G per H5. Se gioca re... Ah, se gioca re... Gioca re per H5, cavallo per F6, cade la torre. Se gioca... Ah, se gioca re F5, catturo in F6, H6 e vinco. Che sciocchezza non ho catturato. Vabbè, G per H5 catturare la torre. Ero fuso. Questo esercizio qua che non avevo risolto. Allora io dicevo scacco. Lui ha fatto alfiere E5. Io... Ah sì, è vero, io ho giocato torre A1. Sì, ho giocato torre A1, devo fare cavallo F2, muovi il re e cavallo G4, e cavallo per E5. Va bene, non succede nulla. E appunto potete anche andare a vedere, nel caso ne sbagliate un paio, poi potete andare a rivedere le soluzioni. Qua questo esercizio è stato sbagliato. Comunque, ok, oggi abbiamo fatto 39, proviamo a fare più di 40 la volta prossima e spero che vi cimentiate, soprattutto per i giocatori Bullet e Blitz, questa modalità davvero può aiutare a incrementare la visione tattica. Va bene, grazie mille e a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!